and after the storm I run and run as the... Tanta musica, tanta commozione, tanto dolore, ma tanta forza nell'intensa cerimonia alla chiesa di Sant'Eusebio sulle colline di Bassano, dove si è voluto salutare in maniera corale Andrea Bizzotto. C'erano tutti i suoi amici, c'erano i suoi genitori, i suoi parenti, le persone che hanno conosciuto e voluto bene a questo uomo colpito dalla malattia che lo ha strappato alla vita a soli 33 anni. Nor in this mind and nor in this heart I won't rot. Soprattutto c'erano loro, la moglie Maria e la figlioletta Giulia Grace, quella bimba a cui Andrea ha voluto dedicare il suo libro dal titolo buffo Storia di un maldestro in bicicletta, dove si è voluto raccontare la sua creatura, una creatura cui è stato accanto troppo poco tempo, ma che gli ha regalato mesi di immensa gioia. La vita che Andrea ha dato alla bambina, la bambina l'ha restituita al padre. Quella gioia che Andrea, bassanese, nato a Cittadella, l'ingegnere musicista amante della cucina che si era trasferito in Germania, dove aveva conosciuto la sua Maria, comunicava come un respiro caldo che ora, per chi lo amava, è difficile non sentire più accanto. Come può essere la vita così ingiusta da lasciare che qualcuno incontri l'unico vero amore, col quale fa tutto insieme, col quale condividi ogni passione, ogni speranza, e poi toglierglielo via? Questa domanda mi ha dato tanto da pensare, mi ha disturbato e fatto infuriare. La risposta della mia cara amica Anja mi ha fatto riflettere profondamente. Mi ha detto: Maria, almeno hai avuto la fortuna di incontrare questo amore. Alcuni non lo trovano mai in tutta la vita. Una consapevolezza che ha dato a Maria il coraggio di continuare ad amare la vita, invitando tutti a seguire il suo esempio. Siate coraggiose e senza paura. Oggi sono qui avanti da noi in un vestito da sposa in un paese straniero e faccio un discorso in una lingua che non è la mia. So quali pensieri pieni di paura leggo poi generale. Vorrei chiedere di celebrare oggi l'amore per lui e da lui, non mettendo in primo piano il nostro lutto personale, la nostra rabbia e il nostro dolore, ma piuttosto scegliendo l'amore invece dell'egoismo, almeno per oggi. Fede, serenità, gioia che seppur nel dolore hanno contagiato tutti i presenti in un canto liberatorio, una delle canzoni che più amava questo papà, marito, figlio, fratello, amico, semplice conoscente. La canzone che più amava, in una parola, Andrea.